benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. 31 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella esorta a combattere l'indifferenza e le zone grigie dello Stato. Agli omaggi e agli appuntamenti istituzionali a Palermo, presente stamane anche la Premier Meloni. Nel pomeriggio corteo e fiaccolata nei luoghi simbolo della violenza mafiosa. L'affondo dell'arcivescovo di Catania contro Cosa Nostra parla di religiosità ma pretende sudditanza e spinge i giovani all'illegalità e alla dipendenza dalla droga. L'incendio all'aeroporto di Catania dopo 3 giorni, i primi decolli, il grande caos si è trasferito allo scalo di Comiso, centinaia di viaggiatori disorientati senza informazioni. Caldo oltre i 40 gradi nella Sicilia da bollino rosso per emergenze e criticità, sempre attivo il centralino della Protezione Civile di Catania 095 48 40 00. La droga viaggiava nel doppio fondo di un'auto, 17 arresti a Trapani. Calciomercato, dopo le conferme di Betters e Chiarella, il Catania vicinissimo al centrocampista Landinetti. Oggi seconda amichevole per il Palermo. Bentrovati. 31 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo. La Repubblica si inchina, ha detto il presidente Mattarella ricordando il giudice Borsellino e i 5 agenti uccisi dalla mafia. A Palermo gli omaggi alle vittime e gli appuntamenti istituzionali hanno visto, come vedete, la partecipazione della Premier Meloni. Tra poco riferiremo intanto le prime commosse parole della Presidente del Consiglio a Palermo. Io ho cominciato a fare politica quando uccisero Paolo Borsellino, a insomma, poche settimane dall'omicidio di Giovanni Falcone. E per me Torneremo tra poco a Palermo con i nostri servizi. Vediamo adesso come sta andando l'odissea dei passeggeri bloccati a terra per l'incendio dell'aeroporto di Catania. Il Terminal C è ancora chiuso, mentre dal Terminal A oggi sono partiti i primi 10 voli e ce ne sono stati altrettanti in arrivo, ma vediamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Fontana Rossa con Orazio Longo. Eccoci Michele, noi siamo all'interno del Terminal C, che è quello che oggi ha finalmente aperto, sebbene a scartamento ridotto, con una decina di voli giornalieri. Il primo è stato quello di stamattina, atterrato da Bologna alle 7:20 e poi ripartito alle 9. Adesso dietro di me potete vedere la fila dei passeggeri per il volo che partirà a breve per Barcellona. Il Terminal C che quindi entra in attività anche se con pochi voli. Terminal A invece, ecco la brutta notizia, Terminal A che doveva aprire oggi alle 2, così come era stato insomma in qualche modo si sperava che fosse così dopo l'incendio di domenica sera. Il Terminal A purtroppo oggi non aprirà, non si sa ancora quando aprirà. Ancora oggi ci sono stati dei controlli insomma da parte dei vigili del fuoco, da parte dell'ARPAV, dei tecnici. La bonifica non è ancora iniziata perché fin quando non finiscono i controlli non si potrà cominciare con la bonifica. All'interno del Terminal C, che in questo momento possiamo dire è il fratello minore supplente del fratello maggiore che è fuori uso, tantissimi anche oggi sono stati i passeggeri che un po' disorientati cercano informazioni qua e là. È vero che fuori ci sono le navette che sono state messe a disposizione dalla SAC in una task force con la regione, ma è anche vero che molti passeggeri non hanno trovato la navetta, per esempio all'arrivo da Palermo per Catania, quando il volo è in arrivo e non atterra a Catania e atterra a Palermo, oppure atterra a Trapani. In questi casi abbiamo ascoltato delle persone, abbiamo sentito delle persone che ci hanno detto beh, noi non abbiamo trovato la navetta, abbiamo dovuto fare delle file interminabili, aspettare 4 o 5 ore un pullman che poi ci portava a Catania. Una situazione chiaramente che va ad appesantire anche gli altri scali, Palermo, Trapani e Comiso in modo particolare. Disagi anche a Comiso, lunghe attese davanti ai monitor spenti e tanta incertezza tra i passeggeri. Il Codacons chiede chiarezza, ma sentiamo il servizio di Laura Curella.
Proseguono i disagi per i passeggeri dirottati da Catania all'aeroporto di Comiso, attese interminabili e mancanza di informazioni le principali criticità di chi oggi deve partire. Noi c'eravamo l'aereo per Catania, l'aereo per Milano Malpensa doveva partire oggi, il check-in l'abbiamo fatto per Catania, tuttora il check-in c'è scritto Catania, ieri sera è arrivata una lettera da EasyJet che ci diceva di recarci a Comiso. Altre indicazioni non ci sono, anche perché non si può rischiare di andare prima a Catania, poi non trovare una navetta o qualcosa e poi arrivare qui. Quindi si viene qui e si aspetta. Un'attesa snervante, carica di ansia, perché siamo qua da stamattina alle 6 e ancora non riusciamo a fare il check-in. Disorganizzazione totale e il problema è il rientro, perché non sapremo, siamo venuti qui con la macchina, abbiamo dovuto lasciare qui e poi non sappiamo se al rientro rientreremo via Catania o via Comiso. Oltre 50 i voli in transito ieri dallo scalo Ibleo, numeri destinati a salire nella giornata di oggi. Stiamo rientrando a Venezia e il nostro volo doveva partire oggi da Catania alle ore 11 e invece è stato dirottato qui a Comiso, però è in ritardo di 2 ore e mezza, quindi sono 4 ore che siamo qui, i check-in non sono ancora aperti, la folla è quella che voi vedete, posti a sedere niente, disagio. Vedo che il caos è questo aeroporto di Comiso e ora aspetto il bus per Agrigento e mi fa perdere 2 ore almeno, ma è così. Gravi disagi raccolti anche dal Codacons, che ha chiesto una verifica urgente da parte di ENAC. E noi segnaliamo anche il disagio dei passeggeri che vengono spesso avvisati troppo tardi dalle compagnie dello spostamento del volo da un aeroporto a un altro, e una informazione di servizio invece: arrivare molto prima quando il volo è qui a Catania, in partenza da Catania, perché l'imbarco avviene almeno 2 ore prima. Ti ridò la linea. Grazie Orazio Longo in diretta da Fontana Rossa. Riprendiamo il giornale tornando alle commemorazioni della strage di Via D'Amelio a Palermo con la cronaca di Maglio Viola. È il giorno del ricordo a Palermo, il giorno dedicato alla memoria del 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Una giornata divisa in due, sia per la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che per il doppio corteo, uno ufficiale, un secondo organizzato dalle associazioni antagoniste, come è avvenuto anche il 23 maggio in occasione del ricordo della strage di Capaci. Ma a tenere banco durante la mattina è stata la Presidente del Consiglio, giunta a Palermo con un volo di Stato alle 8:45. La Meloni ha deposto una corona di fiori alla lapide che ricorda il sacrificio nell'atrio della caserma Lungaro della Polizia di Stato. In quella occasione ha incontrato i parenti di tutti gli agenti vittime delle 2 stragi, ma anche il papà dell'agente Agostino assassinato con la moglie. La Presidente del Consiglio ha poi portato il suo omaggio sulla tomba del giudice Paolo Borsellino al cimitero e lì ha incontrato il figlio, il commissario Manfredi Borsellino, che ha donato alla Presidente del Consiglio un libro della memoria. Poi l'omaggio anche alla tomba di Falcone a San Domenico e l'incontro con Maria Falcone e la sorella. Quindi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura per fare il punto sulla lotta alla mafia. In Via D'Amelio intanto è arrivata la segretaria nazionale del PD, Elis Klein, che resterà per tutta la giornata a Palermo, anche lei per portare il suo omaggio di ricordo. Giorgia Meloni invece non ci sarà stasera alla fiaccolata che conclude le manifestazioni. Io non scappo, ha detto la Presidente del Consiglio, spiegando di avere altri impegni e di avere scelto una presenza istituzionale. Chi fa polemiche, ha concluso, aiuta la mafia. Corteo, messa e concerti per ricordare Borsellino e gli agenti della scorta. La giornata della memoria continua a Palermo con diversi appuntamenti anche nel pomeriggio e non mancano le polemiche. Eva Spampinato. L'Albero della Pace al centro delle iniziative di commemorazione della strage di Via D'Amelio 31 anni dopo, per ricordare Borsellino e gli agenti della sua scorta. Dopo la mattinata intensa che ha visto la partecipazione anche della Premier Giorgia Meloni, gli appuntamenti continuano nel pomeriggio. L'Albero Falcone di Via Notarbartolo è il punto di riferimento, alle ore 15 per il concentramento del corteo promosso da ARCI, CGIL e associazioni studentesche Basta Stato Mafia, che si concluderà in Via D'Amelio davanti all'albero che ricorda il giudice Paolo Borsellino
Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi dalla mafia. Non ci sarà la CISL, che ha preso le distanze dalla contromanifestazione organizzata dalla CGIL e da un cartello di 40 associazioni contro l'attuale governo che manterrebbe un clima pesante nella lotta alla mafia. Nel luogo della strage, intorno alle 16:30, arriverà la leader del PD, Elly Schlein, insieme con il segretario regionale Anthony Barbagallo. È attesa grande partecipazione per il minuto di silenzio che ricorderà l'autobomba nell'ora esatta della deflagrazione di 31 anni fa, alle ore 16:58. In serata è prevista la tradizionale fiaccolata della destra, alla quale prenderà parte anche il sindaco Roberto Lagalla. A Caltanissetta sono in Camera di Consiglio per emettere la sentenza i giudici della Corte d'Assise d'Appello che processano il capomafia Matteo Messina Denaro proprio per le stragi che sono costate la vita al giudice Borsellino e anche al giudice Falcone. In primo grado il padrino è stato condannato all'ergastolo. Ancora una volta il boss, detenuto al 41 bis nel carcere dell'Aquila, ha scelto di non comparire in videocollegamento in udienza. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, presidente della Commissione Episcopale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, al Forum di Berlino ha definito quella dei mafiosi una religiosità capovolta. Lo ha incontrato al suo rientro a Catania Adelaide Barbagallo. Lei parla di una mafia e di una religiosità capovolta. Certo, perché la religiosità rende onore a Dio e non strumentalizza assolutamente nessun segno per i propri fini, meno che mai per fini così egoistici, così antisociali e contro l'umanità. Per questo davvero una religione capovolta dove il nume, dove la divinità diventa il capomafia, al quale addirittura anche la statua del santo in alcune regioni si deve inchinare, e bisogna vigilare anche nella nostra Catania. Non abbiamo certo inchini di simulacri, ma si possono prestare altri oggetti e altre situazioni nelle quali si renda questo omaggio. Questo va stigmatizzato con forza perché la fede in Cristo più che mai richiede questa rettitudine d'animo e questa centralità della giustizia e della legalità, espressioni della carità che Cristo è venuto a portare sulla terra. I ragazzini che non vanno a scuola sono manovalanza molto semplice per chi è dedito allo spaccio e alla criminalità. E sono persone alle quali si taglia le ali, perché o finiscono in carcere oppure per il consumo di droghe, che diventa una modalità con la quale vengono retribuiti, brucia il loro cervello, non li mette in condizione di affrontare il futuro in una maniera serena. Tante volte in alcuni centri di recupero, nel carcere stesso, oppure in situazioni tali nei quali alcune famiglie religiose si fanno carico, incontro tanti di questi ragazzi e mi rendo sempre più conto che occorre prevenire, perché poi è molto difficile recuperarli. Caldo record oggi 23 città da bollino rosso, tra cui Catania, Messina e Palermo, con Caronte che non lascia tregua al sud. Le temperature sono in aumento e i meteorologi prevedono l'arrivo nell'isola di masse d'aria ancora più calda proveniente dal deserto algerino. Simona Mazzone. La Sicilia sempre più infuocata, Caronte non lascia tregua al meridione con i 46 gradi attesi in queste ore, e se da giovedì l'ondata di caldo si attenuerà al nord, al sud e sulle isole si verificherà un nuovo e graduale aumento, soprattutto nel weekend. Bollino rosso oggi in 23 città, in Sicilia a Catania, Messina e Palermo. Durante i prossimi giorni, fino a metà della prossima settimana, masse d'aria molto calde provenienti dal deserto algerino andranno ad interessare l'isola. È atteso pertanto un nuovo aumento delle temperature, specie agli inizi della prossima settimana, tra lunedì e martedì, quando il termometro potrà portarsi fino a 45-46 gradi nelle zone interne tra Ragusano, Nisseno, Ennese, Agrigentino e Siracusano. La notizia che in questi giorni sta appassionando i curiosi del web riguarda il noto record detenuto dalla Sicilia che l'8 agosto di 2 anni fa ha fatto registrare nel Siracusano un picco delle temperature di 48,8 gradi e che si prevedeva potesse essere battuto in questi giorni. Le attuali proiezioni modellistiche evidenziano la possibilità che tale record potrebbe essere battuto
proprio tra martedì e mercoledì della prossima settimana. E ieri in Sicilia 10 stazioni della rete sia San Mazzara del Vallo, Piazza Armerina e alcuni centri dell'Agrigentino hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie, iniziata nel 2002. Intanto, per fronteggiare eventuali rischi dovuti all'ondata di calore, il Comune di Catania ha attivato il COC di protezione civile per le giornate di oggi e domani con il numero 095 48 40 00 da contattare H24 in caso di emergenza. È previsto per stasera il rientro al porto di Siracusa dell'Orizzonte, il peschereccio attaccato ieri da una motovedetta libica da cui i militari hanno sparato contro la cabina alcuni colpi di mitra. Una nave della Marina Militare Italiana ha prestato soccorso ai 5 componenti dell'equipaggio, le cui condizioni di salute per fortuna sono buone. Il timone è stato riparato e il peschereccio è in navigazione autonoma. Sono stati arrestati dalla polizia i 2 presunti scafisti dell'imbarcazione di migranti che il 12 luglio scorso si è ribaltata al largo di Lampedusa, causando la morte di un bambino di 4 anni e la scomparsa di altre 7 persone, 3 adulti e 4 minori. L'arresto è avvenuto a Reggio Calabria. I migranti avevano chiesto soccorso a un peschereccio, ma nel tentativo di trasbordare la loro imbarcazione si era ribaltata. Gli arrestati sono 2 giovani della Sierra Leone di 20 e 19 anni. Vasta operazione antidroga della polizia tra le province di Trapani, Palermo, Napoli e Siena. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno azzerato un'organizzazione criminale che da anni gestiva un'importante piazza di spaccio in alcuni edifici popolari del rione Palme a Trapani. La droga viaggiava anche nascosta nel doppio fondo di un'auto, come vedete, che funzionava con un sistema elettrico azionabile con un magnete. 17 i provvedimenti cautelari, il gruppo utilizzava vedette, sistemi di videosorveglianza e grate di ferro per evitare l'irruzione delle forze di polizia. È morto a Roma dopo una breve malattia il giornalista Andrea Purgatori, molto popolare, aveva 70 anni, autore di inchieste e reportage di successo, era apprezzato anche dal pubblico siciliano perché per anni si era dedicato con tenacia a squarciare il muro di gomma che impedisce la scoperta dei colpevoli della strage di Ustica del 1980. Condoglianze non formali alla famiglia. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calciomercato parleremo di Catania e Palermo. E rieccoci di nuovo insieme con il calcio. Si muove sul mercato il Catania dopo le conferme di Betters e Chiarella. Il centrocampista Landinetti è virtualmente rosso-azzurro e a breve potrebbe nuovamente diventarlo anche l'ex Mazzotta. Il Palermo oggi gioca invece la seconda amichevole. Marco Gullà. Il nuovo Catania prende forma dopo le ufficialità delle conferme di Betters e Chiarella. Un altro colpo in arrivo per il club rosso-azzurro. Da qualche ora il centrocampista Riccardo Landinetti ha raggiunto la Sicilia, pronto per il trasferimento in rosso-azzurro, sostenere quindi le visite mediche col Catania e firmare l'accordo sulla base di un contratto che dovrebbe essere triennale. A centrocampo poi c'è anche Michele Rocca, classe 96, ultima esperienza a Novara, 3 reti e 2 assist, e poi Roberto Zammarini, altro classe 1996, svincolato dal Pordenone, mediano e mezzala, nell'ultima stagione praticamente sempre presente, e una carriera che dal Mantova l'ha portato anche a Pisa. 3 innesti di valore per il centrocampo rossazzurro nel momento in cui Lodi ufficializza l'addio. Sembrerebbe ad un passo anche il ritorno di Antonio Mazzotta, che ha lasciato il Bari del libero da vincoli. Mazzotta ha già indossato la maglia rossazzurra in Serie B nel 2015 e gradirebbe il ritorno a Catania. Per l'attacco piace Cristian Tommasini, 8 gol in 31 presenze con la maglia del Taranto. È forte l'interesse del Catania, che però deve battere la concorrenza del Crotone. Il Palermo intanto prosegue il ritiro in Trentino. Oggi pomeriggio secondo test stagionale. La squadra di Corini affronterà sul campo di Ronzone la Virtus Verona, formazione di Serie C eliminata negli ultimi playoff dal Pescara. Un avversario nettamente diverso da quello affrontato nella prima amichevole. Sarà già una partita importante per capire come procede il lavoro in ritiro. Tra i rosanero sono diverse le assenze per problemi fisici che
in questa fase della stagione condizionano le scelte di formazione. Non sono disponibili infatti entrambi gli esterni bassi, Aurelio e Buttaro, così come Desplanche, Stulec e Di Mariano. Corini quindi potrebbe optare per una difesa a 3. In porta il titolare sarà Pigliacelli, che ribadisce qual è l'obiettivo della società. Il Palermo già come piazza, come città merita la Serie A. Ovvio è che sta a noi dare il massimo, abbiamo tutte le condizioni per dare e fare il massimo e per lottare assolutamente per andare in Serie A. Mercato accelerata per Collocolo e Frabotta. Prima di chiudere torniamo in diretta a Fontana Rossa con Orazio Longo, perché ci sono novità, vero? Sì Michele, ci sono novità, c'è una notizia che è appena stata battuta e che riguarda l'aeroporto di Palermo. Il direttore generale della GESAP annuncia che fino a domani, cioè fino a giovedì, accetterà 20 voli ex Catania, cioè 20 voli in arrivo che dovevano arrivare a Catania e che invece sono dirottati su Palermo, ma da venerdì a domenica non accetteranno più voli da Catania. Questo perché l'infrastruttura, dice, sta reggendo, dice Chieppa, ma per un aeroporto come Palermo, che ha già di suo una crescita del 15% di traffico, il rischio è compromettere la qualità dei servizi, anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell'enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso. Chieppa dice che sono in contatto continuo con ENAV, ENAC e Asso Clearance e che quindi da venerdì a domenica non verranno accettati allo scalo di Palermo voli che erano afferenti allo scalo di Catania in arrivo, che dovevano essere in arrivo a Catania. Chiaramente capisci bene Michele che la situazione si complica ancora di più in una situazione già drammatica di suo. Non c'è dubbio, caos nel caos ormai anche tra le compagnie, sarà una bella gara a vedere come se la caveranno in questa situazione gli aeroporti di Comiso e Trapani. Ci fermiamo qui, gli aggiornamenti come al solito alle 20:30, grazie e buon pomeriggio.